La lunga crisi aziendale della Gas Jeans di Chiuppano è conclusa. Il Tribunale di Vicenza ha autorizzato in via definitiva alla società Milano 1984 l'affidamento della proprietà dell'azienda Grotto SPA. Un sospiro di sollievo per i 140 lavoratori coinvolti nella crisi, che ora vedono finalmente messo in salvo il proprio posto di lavoro. Non solo, a festeggiare anche i lavoratori dell'indotto, la società di gestione degli outlet, che vedono concretizzarsi la possibilità di continuare l'attività lavorativa. Anche gli immobili strumentali sono passati alla nuova proprietà, mettendo a riparo le famiglie dal rischio fallimento. Davvero una buona notizia per il tessuto economico vicentino schiacciato dalla crisi, che vede in particolare sofferenza il settore manifatturiero, soprattutto dei brand più alti di gamma. Il rischio di vedere dissolto un patrimonio di competenze e di qualità degli operatori era molto alto. La continuità produttiva sul territorio era uno degli imperativi posti sul tavolo di crisi regionale da parte dei lavoratori, dei sindacati e dallo stesso commissario straordinario. Ridare vitalità a un marchio iconico vicentino direttamente dove era nato era un elemento irrinunciabile per garantire il rilancio industriale di un'azienda di manifattura tessile locale diventato un riferimento internazionale nel settore del denim. Un traguardo positivo importante raggiunto a conclusione di un calvario durato 3 anni. L'azienda Gas Jeans trova così modo di una nuova vita industriale, questo che avevamo cercato, avevamo costruito con il sindacato, con i fondi, e il Tribunale è stato molto opportuno nel seguire in questo modo un rilancio industriale. La cosa importante è che 140 persone non perderanno il lavoro, che il marchio resta un marchio saldamente accorato alla capacità produttiva del nostro territorio.